Nos pueden dar motivaciones y tan abativo a partecipare a sosta organizzata e Sardegna Possibile in Olbia? Le motivazioni sono che mi aggrada questo progetto di Michela. Penso che sia una persona adatta a non rappresentare questa regione e speriamo che molta gente vi creata in questo progetto. Sono contento di ora, è stata una bella esperienza, tavolo, discussioni, idee. No, mi cambio più ricco di idee. Complimenti. Grazie Armeda. Allora, l'ho spinta a partecipare sia all'ultimo momento perché le nostre amiche niente, mi hanno avvertito, siccome io faccio parte del comitato del 4 Mole della zona franca, per cui volevamo un attimino sensibilizzare anche la signora Murgia, perché poi soprattutto è una donna, quindi noi siamo del comitato delle donne, siamo più aperti a 360 gradi, quindi la volevo sensibilizzare sulla zona franca che ci spetta di diritto. Ha parlato con noi, ha fatto una buona impressione, veramente, anzi è disposta a collaborare, ci dobbiamo risentire, quindi devo dire che è stata un'esperienza costruttiva e spero che venga portata avanti. La voglia di ascoltare le progettualità che c'è intorno alla Sardegna, le cose nuove che si dicono e cercare anche di dare il piccolo contributo personale, oltre che ascoltare gli altri, perché la prima cosa per risolvere i problemi è rendersene conto. Per risolvere il problema prima lo devo conoscere, poi devo cercare le soluzioni. Ho cercato di proporre qualche soluzione, me ne ho ascoltate tante altre da tanti partecipanti. Cosa mi ha spinto è che vale scommettere quando non hai altre prospettive, uno, perché io sono apartitico, ci tengo a dirlo per il lavoro che faccio, anche in musica e così via. Però devo dire che questo progetto è intrigante in quanto adotta dei mezzi e forse un sistema di approccio con la gente, insomma, con il pubblico, che è moderno e forse un po' English, no? Credo che questo funzioni e speriamo bene, dico, scommettere vale la pena. La giornata è stata molto interessante. Io sono venuta dalla corsa e non è la prima volta, è la seconda volta che per seguire il lavoro e l'impegno che ha Michela Murgia nel suo, non parlo di politica, verso il suo popolo e sulla sua storia e la sua isola. Come sono della corsa lo capisco meglio e penso che ciò che sta facendo qui in Sardegna non sarebbe possibile in Corsica. Purtroppo siamo troppo francesi adesso. Grazie mille. E ho visto un bel lavoro, la gente che si è molto impegnata, è una bella cosa. Per vedere questa novità, la novità di Michela Murgia, la sto seguendo un po' da 5-6 mesi a questa parte e mi interessa un po' il suo messaggio che sta dando ai sardi. Perché mi piace condividere le mie idee con persone che non conosco e che magari non hanno le mie stesse idee. Parlare sempre con le persone che la pensano come me non serve a niente. Più che altro un mio amico mi ha parlato di questo evento e ho letto comunque su internet un po' quello che sarebbe avvenuto. Mi è piaciuto anche la possibilità di interagire attivamente sui vari temi, quindi proporli e scegliere un po' il tema a cui partecipare e a cui dare la propria opinione. E niente, quindi questo comunque con la possibilità di interagire mi ha spinto più di altri eventi a partecipare, eventi più che altro passivi che magari non sono interessanti allo stesso modo. Mi ha spinto la novità del sistema che praticamente non è presente in nessun altro gruppo di partiti che propongono, diciamo, qualcosa di già definito da accettare comunque a priori. E la giornata è stata interessante perché comunque anche un piccolo contributo è fondamentale per poter come dire, portare il proprio granello di grano a un grande granaio, no? E poi c'è chi dà di più, c'è chi dà di meno, ma sicuramente qualcosa ho portato via anch'io stasera.